Inizia in questo weekend di luglio il periodo di traffico più intenso lungo le strade delle vacanze. Vacanze che si preannunciano però all'insegna degli spostamenti tutt'altro che facili per i trevigiani. Attenzione dovrà prestare chi viaggerà in A4. A causa dei lavori per la terza corsia, che dureranno almeno un altro anno, è stato richiesto il restringimento ulteriore delle carreggiate con il limite portato a 60-70 km/h. Il consiglio per chi viaggia ad est, dunque, è quello di evitare il tratto incriminato che con il transito dei camion diventerebbe rischioso, sfruttando invece la 28. Suggeriamo l'utilizzo del bypass cosiddetto tramite A27 e A28 per evitare il tratto dell'A4 interessato dai lavori. Non è solo tuttavia l'A4 il punto nero della viabilità estiva della Marca. Brutte notizie anche per chi punta sul litorale iesolano. Gli esperti infatti prevedono code più lunghe del solito. Il motivo è la recente apertura del casello di Meolo-Roncade, fattore che concentrerà ancora di più il traffico nella direttrice marittima. L'apertura del nuovo casello di Meolo-Roncade all'altezza del limite di provincia fra Treviso e Venezia. Di fronte al casello è stata costruita una rotatoria e chiaramente una rotatoria significa un'interruzione del percorso di marcia in direzione del mare e quindi un ulteriore motivo per poter creare dei rallentamenti. Infine i consigli: anche se molti quest'anno rimarranno a casa e non potranno permettersi la vacanza, è bene non scordare le regole base per viaggiare in sicurezza. Attenzione ai telefonini, attenzione alle autoradio, ovviamente non diciamolo neanche, assolutamente evitare tutte le condizioni di guida alterate per quanto riguarda alcolici e men che meno sostanze stupefacenti.